Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo sempre più intricata alla vicenda dello stupro al Foro Italico. Per una precedente violenza sulla stessa vittima saranno processati 2 minori. E dopo le nuove intercettazioni di Asia Vitale, i 7 giovani già condannati chiederanno la revisione del processo. Morta a Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo per prima aveva denunciato i clamorosi ritardi nella consegna degli esami istologici a Trapani. Il referto le è arrivato 8 mesi dopo il prelievo. 10 medici indagati, domani funerali e lutto cittadino. Uno scandalo che ora dà il via alle denunce della politica. Regione, lunedì a Palermo, vertice di maggioranza convocato da Schifani. Con i voti segreti bocciate decine di variazioni di bilancio. Spaccato il centrodestra, il governatore punta a ricucire. Siracusa, appello a giovani e cittadini del questore Pellicone. Affiancate le forze di polizia impegnate contro il dilagare di armi e droga in città. Scaricate l'app YouPol, con le vostre segnalazioni a vincere è la legalità. Catania, cambiamento di look in via Playa, in arrivo marciapiedi ampliati, nuove piazzole di sosta, verde, impianti di illuminazione. Il tutto previsto nel decreto Caivano per il quartiere San Cristoforo. 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale. Oggi è possibile prevenire e curare i disturbi psichici. Mario Biondi a Buongiorno Sicilia. Le istituzioni si facciano sempre più carico del problema. Acrobati, clown e giocolieri a Ragusa al Festival internazionale degli artisti di strada. Calcio, Tegola Palermo, più grave del previsto, l'infortunio di Bani, 1 mese di stop per il difensore. Serie C, il Catania, domani in campo a Giugliano, oggi la rifinitura in Campania, con la squadra anche Rolfini e Aloi. Bentrovati. Palermo, Asia Vitale aveva già denunciato prima dello stupro del Foro Italico altri 2 giovani, sempre per violenza sessuale. Ora sono stati rinviati a giudizio. Marco Gullà. Ancora una volta il nome di Asia Vitale viene legato ad abusi e tentativi di stupro. È sempre il Foro Italico, ma non il cantiere abbandonato dove nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023 Asia Vitale denunciò di essere stata stuprata da 7 ragazzi. Stavolta il punto è diverso. La procura per i minorenni ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 2 adolescenti, Samuele e Melo, che all'epoca dei fatti avevano 15 anni e 17. La ragazza, oggi 21enne infatti, quando aveva parlato dello stupro del 7 luglio aveva raccontato anche un episodio precedente dicendo di essere stata avvicinata dai 2 e poi costretta a subire abusi e sempre nella stessa zona della città. I 2 ragazzi andranno a processo e si tratta del 3° processo per stupro che vede la donna come vittima di abusi, un fatto che si aggiunge alle ultime rivelazioni carpite ad Asia Vitale di nascosto mentre parlava al telefono con il conduttore di un podcast locale. La ragazza avrebbe affermato di essere stata consenziente durante quella sera di luglio, ma ha poi smentito categoricamente di avere fatto quelle rivelazioni al conduttore. Smentite su smentite fino alla denuncia per aver inseguito con un coltello il fidanzato. È morta a Mazara del Vallo la professoressa Maria Cristina Gallo. Grazie al suo coraggio e alla sua denuncia è stato scoperto lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'azienda sanitaria di Trapani. Domani l'ultimo saluto alla donna a Mazara in lutto cittadino. Laura Spanò.
Addio alla professoressa di Manzana Maria Cristina Gallo, 56 anni, fu lei che denunciò i ritardi negli esami istologici all'ASP di Trapani, che portò alle dimissioni dell'allora commissario Ferdinando Croce. Quando arrivò il referto che la riguardava, ben 8 mesi dopo la biopsia, quegli esami evidenziarono metastasi diffuse. Grazie al suo esposto è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente. 19 sono gli indagati, 17 i capi di imputazione. L'inchiesta riguarda i ritardi nella refertazione di oltre 3.300 esami istologici che hanno portato a 352 diagnosi di tumore tardive. La professoressa Gallo è diventata suo malgrado simbolo di mala sanità. Pochi mesi prima di morire aveva inviato un messaggio al deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, che fece diventare un caso politico la vicenda. Speriamo, scriveva la prof, tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce. Maria Cristina però non chiedeva vendetta, voleva solo giustizia. I funerali domani alle 10:30 in cattedrale. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di condanna che arrivano dalla politica. È una storia che ti fa vergognare di essere italiano, dice Calenda, leader di Azione. Ha combattuto contro l'indifferenza e i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che uccide più della stessa malattia, scrive Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Daniela Morfin, ricorda invece il suo coraggio di denunciare. E per un'altra diagnosi di un tumore arrivata in ritardo, la Corte d'Appello di Palermo ha respinto il ricorso dell'ospedale Villa Sofia e ha confermato un risarcimento di 30.000 euro alla famiglia del paziente deceduto per lesione del diritto fondamentale alla salute, così scrive la Corte d'Appello. Regione, lunedì a Palermo vertice di maggioranza convocato da Schifani. Con i voti segreti sono state bocciate decine di variazioni di bilancio. Spaccato il centrodestra, il governatore però punta a ricucire. Ascoltiamo un breve riepilogo della situazione dal collega di Live Sicilia Palermo, Salvo Cataldo. È successo di tutto ieri all'Assemblea regionale, una manovra di 54 articoli che è stata decimata dall'azione dei franchi tiratori che sono entrati in azione almeno 17 volte, decimando il testo di partenza. Una maggioranza spaccata in due tronconi, da un lato Forza Italia, DC e Lega, che sono usciti dall'aula, dall'altro lato Fratelli d'Italia e Movimento per l'Autonomia rimasti a Sala d'Ercole. Il quadro che viene fuori è quello di un centrodestra diviso. Questa mattina è arrivata la notizia del vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani. Ci si incontrerà lunedì mattina a Palazzo d'Orleans probabilmente. Fonti di governo segnalano che il presidente della regione non ha nessuna intenzione di azzerare la giunta. Certo è che quanto accaduto a Sala d'Ercole ha bisogno comunque di un chiarimento vero, un chiarimento forte e reale all'interno di una coalizione che deve ancora andare avanti per circa 2 anni. Siracusa, armi e droga sottratte alla criminalità, numerosi sequestri nelle ultime settimane in provincia. Il questore Pellicone al nostro TG dice che bisogna fare rete con scuole, famiglie e chiesa. Francesco Aloi. Kalashnikov, mitragliatrici, munizioni. Nelle ultime settimane nel siracusano i poliziotti hanno fatto diversi sequestri, armi anche da guerra sottratte alla criminalità. Motivo di grande soddisfazione vuol dire che l'impegno sia sotto il profilo della prevenzione ma soprattutto della repressione è un impegno che dà i suoi frutti. Le armi circolano sempre di più, anche tra i giovanissimi. La macchina investigativa comunque non si ferma mai. Abbiamo una criminalità che si ha da fare, una criminalità ben organizzata. È evidente che questa capacità dell'organizzazione di procurarsi e di avere a disposizione armi è qualcosa sulla quale soffermarci e far riflettere soprattutto. Ma oltre alle armi, ad essere sempre più diffusa è la droga. Tra gli ultimi sequestri ci sono questi panetti di cocaina, quasi 6 chili, che sul mercato avrebbero fruttato più di 600.000 euro. C'è una fortissima domanda di stupefacenti e di droga
Tante sono le piazze di spaccio, oltre all'azione di prevenzione e repressione in senso stretto, occorre un'azione di più ampio raggio, quindi che deve portare avanti la scuola, le famiglie, la Chiesa, insomma, tutti dobbiamo fare rete. L'appello del questore rivolto a tutti è questo: scaricate l'app YouPol, perché facendo segnalazioni con la collaborazione di tutti, a vincere è la legalità. Ultime ore di speranza a Favara. Domenica lo stop alle ricerche di Marianna Bello. Sono stati ritrovati alcuni oggetti personali, ma il corpo della donna è ancora irreperibile. Il sindaco chiede lo stato di calamità. Davide Sardo. Ore decisive a Favara per ritrovare il corpo di Marianna Bello. Le ricerche, ormai agli sgoccioli, si concluderanno domenica. La città attende una risposta. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile al lavoro senza sosta. I cani molecolari dei carabinieri di Firenze, 2 pastori tedeschi specializzati nella ricerca di cadaveri, hanno setacciato ogni angolo. Controllate le condotte fognarie, le campagne, le vasche di raccolta e i pozzetti più nascosti. Tutto passato al setaccio. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati alcuni oggetti appartenenti alla donna, una borsa, una scarpa e il suo telefono cellulare, indizi preziosi che però non hanno ancora portato al ritrovamento del corpo. In mare, le motovedette della Guardia Costiera continuano a perlustrare le acque da Realmonte fino a Licata. Un fronte vastissimo, battuto metro dopo metro. Il sindaco Antonio Palumbo segue ogni giorno da vicino le operazioni e ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità per i danni del maltempo che hanno rallentato le ricerche. Domenica lo stop alle operazioni, poi resteranno le domande e la speranza di una verità che possa dare finalmente pace a Marianna e alla sua comunità. Sono in volo verso la Turchia le 2 attiviste siciliane bloccate in un primo tempo da Israele nella seconda flottiglia diretta a Gaza. Servizio di Eva Spapinato. Elisabeth Di Luca, Laura Cardile, le 2 donne siciliane e gli altri attivisti della Freedom Flottiglia che ieri hanno firmato il foglio per il rilascio immediato sono in volo verso l'Italia. La notizia è arrivata in tarda mattinata dopo ore di apprensione, ansia e notizie frammentarie che arrivavano da Israele e dagli uffici della Farnesina. A confermarla la sorella di Elisabeth, Palma Di Luca, e la nipote che tiene costantemente aggiornati anche i canali social. Nel volo partito dall'aeroporto di Ramon Eliat in Israele ci sono 7 dei 9 italiani che erano detenuti in un carcere di massima sicurezza di Tel Aviv. Arriveranno a Istanbul, in Turchia, alle 15 ora italiana. Poi Elisabeth proseguirà in un volo diretto a Roma Fiumicino, pagato dalla sua famiglia, dove atterrerà alle 18:20. Mia sorella è un'educatrice in contesti di emergenza e la causa palestinese è da più di 20 anni che le sta a cuore. Palma Di Luca traccia un ritratto della sorella, pacifista ed educatrice, da sempre impegnata per la causa palestinese. La prima laurea a 20 anni. La prima laurea che ha preso in scienze per la pace. I diritti di tutti. La famiglia di Elisabeth aveva denunciato le condizioni disumane in cui lei e gli altri attivisti erano tenuti. Catania, grazie a un finanziamento del governo previsto dal decreto Caivano, il quartiere di San Cristoforo cambierà aspetto riqualificato a partire da gennaio. In particolare il rinnovamento interesserà via Playa, la strada che dal cuore della città conduce al mare. Simona Mazzone. Come adesso non fanno niente nulla. Sbuttando un anno sembra così a stato. Chi vive qui è ancora incredulo, eppure il progetto esecutivo di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo esiste. Finanziato dal governo nazionale nell'ambito del decreto Caivano. La gara d'appalto si terrà a novembre, i lavori cominceranno a gennaio. Sarà una boccata d'ossigeno per residenti e commercianti. Diamo un valore a questo bellissimo quartiere, questo centro storico e soprattutto anche per noi commercianti. Da quanto tempo non si interveniva in questa zona? Ma qua da almeno 30 anni, da quanto ne so io. Ma anche per i molti turisti che affollano in B&B, e sono tanti della zona che alloggiano qui per raggiungere la playa. Siamo solo di passaggio in realtà, però stiamo provando ad andare al mare. I marciapiedi verranno ampliati e realizzate piazzole di sosta e poi nuovi arredi urbani, verde e impianti di illuminazione. Dov'è il marciapiede? Qua, all'angolo nuovo, dalle asse. Riqualificheranno la zona. Buono, è una cosa buona. Più che altro per i bambini per andare a scuola.
così non si rompono quando camminano. L'intervento interessa l'intero tratto compreso tra via Plebiscito e piazza Caduti del Mare. Qui i residenti hanno raccolto le quote e hanno provveduto da soli in passato a sistemare parte di quella che i catanesi chiamano tornicello. Siamo noi del popolo, diciamo del quartiere, ci stiamo impegnando a sistemare la piazza. Quando riguarda che abbiamo speso dei soldi di tasca nostra per sistemare, diciamo, tutto il resto. Che cos'è che realmente non va qui? Non funziona niente, perché forse siamo in un quartiere come San Cristoforo. Complimenti ai volontari, ma adesso tocca al comune il rifacimento del quartiere. Andiamo a Messina, dove si avvia a conclusione la settimana della sicurezza. È stata testata anche la capacità di risposta in caso di emergenza nell'eventualità malaugurata di un terremoto. Francesco Triolo. La simulazione di un terremoto del 6° grado è stata l'ultima esercitazione prevista a Messina nell'ambito della settimana della sicurezza. L'iniziativa formativa e addestrativa rivolta ai cittadini e alle forze di intervento per testare la capacità di risposta operativa del sistema locale in caso di emergenza sismica, testando anche l'efficienza delle procedure, delle attrezzature e la cooperazione tra le diverse strutture coinvolte. Questa è una delle zone di ammassamento previste in caso di emergenza. Qui si dovrà ritrovare la popolazione se dovesse accadere un terremoto, ad esempio del 6.3, come è stato ipotizzato in questo caso. Qui siamo nello stand dei Vigili del Fuoco con questo corridoio di decontaminazione che viene utilizzato nel caso in cui dovesse esserci una zona contaminata e quindi è necessario indossare ad esempio una tuta come quella gialla. Insomma, ci sono tutti degli standard, dei protocolli che si devono seguire e che la cittadinanza deve conoscere nell'eventualità di una catastrofe. Quindi in questo momento lei sta visualizzando una mappa di geolocalizzazione dei portatili in VHF, che ovviamente qui in questo momento sono tutti qui i portatili, però quando andranno in dispersione localizzeranno la loro posizione. Dopodiché abbiamo le immagini del drone, c'è il pilota in questo momento che sta facendo una panoramica del campo e quindi siamo in grado di trasmettere le immagini in tempo reale anche in una postazione remota. Una settimana che ha visto diverse esercitazioni, come quella forse una delle più spettacolari dell'incidente al porto con feriti su un bus di croceristi e la risposta del sistema d'emergenza. Si trattava di una finzione, è chiaro. 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale. Oggi è possibile prevenire e curare i disturbi psichici. Il cantautore Mario Biondi a Buongiorno Sicilia ha detto che le istituzioni si facciano sempre più carico di questo importante problema. Ascoltiamolo. Salve a tutti, sono Mario Biondi. Vi prego di prestare attenzione a questa giornata, è una giornata importante per tutti. Non è una cosa che tocca solo pochi. La salute mentale è importante per tutti, è fondamentale per tutti ed è fondamentale per la convivenza di tutti. Mi auguro che le istituzioni si prendano sempre più cura di questa importante cosa in questa nostra vita, la salute mentale. Il 10 ottobre. A Ragusa, acrobati, clown e giocolieri al Festival Internazionale degli Artisti di Strada. Veronica Barbarino. La mongolfiera di Ibla Baskers torna a sollevarsi simbolicamente nel cielo di Ragusa, spinta dal soffio di sogni, arte e poesia in un volo ideale che quest'anno abbraccia l'intera città, da Ibla a Ragusa Superiore, portando nei due centri storici meraviglia e stupore. La 30ª edizione del Festival Internazionale degli Artisti di Strada ha infatti preso il via in Piazza Pola a Ragusa Ibla, riaccendendola di meraviglia. Acrobati, clown e suoni antichi hanno riportato il pubblico dove tutto ebbe inizio. Fino a domenica, oltre 70 performance tra musica, teatro e giocoleria faranno vibrare le vie barocche della città, trasformandola ancora una volta in un palcoscenico diffuso, in cui si intrecciano emozioni, desideri e risate che sanno di libertà. Evviva!
Breve pausa, tra poco per il calcio il brutto infortunio a Bani del Palermo fermo per un mese e poi la vigilia di Giuliano Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, sosta di campionato, ma lavoro intenso per il Palermo in vista del match di domenica 19 contro il Modena. Si ferma Bani, per lui un mese di stop. Marco Gullà. C'è la sosta per le nazionali e il Palermo ne approfitta per ricaricare le batterie in vista della ripresa. Giorno 19 al Barbera arriva il Modena capolista e i rosanero hanno già acceso la freccia per il sorpasso. Non ci sarà Bani, per lui l'infortunio è più serio del previsto. Gli esami strumentali hanno evidenziato un'elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il Palermo a fare a meno del suo leader difensivo per diverse partite. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese. Il rientro del difensore potrebbe avvenire dopo la sosta di novembre, in occasione della gara contro la Virtus Entella. Nel frattempo Bani dovrebbe saltare gli incontri con Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia. I tempi potrebbero ridursi in caso di una buona risposta del giocatore alle terapie riabilitative, ma essendoci una sosta è probabile che Inzaghi non ne rischi nulla. Da capire invece se Ranocchia sarà a disposizione. Il centrocampista è mancato nelle ultime 3 partite per infortunio ed è ormai sulla via della guarigione. La rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico Mimmo Toscano può contare sul recupero di diversi giocatori e la rosa ampia può essere un vantaggio per i rossazzurri. Francesco Triolo. La testa al Giuliano, nulla di altro né alla Salernitana né al Benevento che verranno. Il Catania da oggi in Campania per preparare la sfida di domani. Una partenza anticipata per permettere al gruppo di smaltire le fatiche del viaggio. La rifinitura darà a Mimmo Toscano la possibilità di valutare al meglio la condizione di diversi giocatori, ma il tecnico già sorride perché ha recuperato quasi tutti gli infortunati e potrà contare anche ad esempio su Aloy e Rolfini. Quest'ultimo non era mai stato convocato. Una ampia possibilità di scelta che Toscano ha evidenziato nel presentare il match di domani. Noi abbiamo dimostrato che quando siamo stati forti in panchina abbiamo vinto le partite, che vuol dire che tutti sono coinvolti, che tutti vogliono determinare, che in partite che magari devi alzare il livello e continuare a tenere alto il livello della partita l'hanno fatto. Le partite si vincono là, con i 16 calciatori, e oggi questa squadra sta dimostrando che c'è da quel punto di vista. Poi ci sono strategie che difendi a 4, come domenica in certe situazioni abbiamo difeso a 4, poi a 5 con un blocco basso, che difendi a 3, se ti puoi rischiare qualcosa in avanti, dipende tanto dall'approccio, dall'atteggiamento e quanto voglia ci mette per vincere la partita. Il tecnico ha anche sottolineato come alcuni giocatori possono garantire anche più opzioni tattiche. Lunetta ad esempio può ricoprire diverse zone del campo e giocare anche da punta centrale. La difesa può essere a 3, a 4, a 5. In base alle situazioni il recupero degli infortunati garantisce maggiori opzioni. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.